Ben ritrovati, buongiorno, prima edizione in diretta come sempre, grazie per essere ancora una volta con noi. Partiamo con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est, l'informazione dell'ora di pranzo, saremo insieme fino alle 13:30 e poi come sempre a seguire il grande cinema di Antenna 3. Allora, partiamo dalla notizia che ci porta a raccontarvi che il Mose questa mattina si è alzato a Venezia e dunque in qualche modo ha salvato il carnevale. Si sono sollevate le dighe mobili del sistema Mose che hanno salvato il centro storico lagunare da un'onda di mare che è previsto raggiunga i 110 centimetri. In città il livello dell'acqua non dovrebbe così superare gli 85 centimetri. Picchi di marea oltre il metro caratterizzeranno tutti i prossimi giorni della fine del carnevale fino a martedì 13 febbraio. Per stasera è prevista un'altra massima di 120 centimetri alle 23:55. Dunque il Mose ancora una volta è entrato in funzione e ha salvato la città lagunare. La cronaca in apertura, restiamo ancora nel veneziano con una notizia che è arrivata da Camponogara, dove un quarantenne è stato arrestato dai carabinieri di Chioggia per maltrattamenti nei confronti della compagna. Il provvedimento è stato adottato dopo che i militari sono intervenuti presso l'abitazione della coppia, dove l'uomo aveva appena aggredito la fidanzata. La donna, visitata dai sanitari del pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Dunque questa la cronaca. Vedo collegata la nostra Marta Marangone. Allora ci spostiamo subito a Treviso, torna il caso Appiani, ve lo stiamo raccontando ormai da diversi giorni, con alcuni richiedenti asilo che dormivano negli anfratti del parcheggio, sono saliti perché lì faceva troppo freddo e sono saliti proprio davanti all'ufficio immigrazione. Oggi una conferenza stampa convocata dal centro sociale Django, vedo già la nostra Marta Marangone collegata. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo qui all'Appiani davanti alla sede della Questura di Treviso, dove da alcuni giorni, li vedete alle nostre spalle, stanno stazionando dei giovani migranti accampati qui dopo essersi trasferiti all'aperto dal parcheggio dell'Appiani, dove dormivano precedentemente perché sotto è troppo freddo. Una situazione che purtroppo si trascina da tanto tempo, sono anni che periodicamente il problema si ripropone di questi migranti che appunto stazionano nel parcheggio sotterraneo dell'Appiani. Si tratta di migranti per la maggior parte dei casi irregolari, in attesa di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. La situazione è precipitata quest'anno, ve l'abbiamo raccontato ai primi di dicembre, con purtroppo il tragico episodio della morte di un trentenne morto di infarto, probabilmente provocato anche dal forte freddo mentre dormiva appunto nel parcheggio sotterraneo. Ora i migranti sono qui all'aperto e questa mattina il centro sociale Django ha indetto una conferenza stampa. Perché questo incontro? Ma con Caminantes, che è il progetto che appunto sostiene anche ogni sera la situazione dei richiedenti asilo, abbiamo deciso di lanciarla per sostenere questa forma di protesta, perché alla fine dormire fuori dalla questura è una forma di protesta. Queste sono persone che arrivano da paesi in cui, lo sappiamo bene, le notizie sul Pakistan sono arrivate anche questa mattina, no? Rispetto alle elezioni, in cui il clima politico è molto teso, il clima dal punto di vista anche ambientale è estremamente problematico, le alluvioni degli ultimi anni hanno distrutto una buona parte del territorio. Queste persone scappano quindi da una situazione in cui è chiaro e palese che hanno diritto al permesso per asilo politico, ed è assurdo che perché diciamolo bene, a causa delle politiche di questo paese che non prevedono più dei fondi adeguati per l'accoglienza, siano costretti a rimanere fuori all'addiaccio, no? Visto che tutti i governanti non fanno altro che parlare di distinzione tra chi merita e chi non merita, ma questa è la dimostrazione che anche chi è perfettamente ha tutti i criteri per poter avere un permesso per motivi umanitari non viene assolutamente considerato all'interno del sistema d'accoglienza. Ecco, siamo con Gaia Righetto, non l'avevo presentata prima, del centro sociale Django di Treviso, ma il fatto è che c'è una sorta di cortocircuito in questo caso specifico, no? Ed un rimpallo di competenze. Il comune dice che non è competenza
competenza del comune ma della prefettura, non possono però entrare nel circuito d'accoglienza finché non ha ufficiale, diciamo finché non hanno un regolare permesso di soggiorno, per cui sono delle persone fantasma praticamente. Sì, ma ci sarebbero le soluzioni. Innanzitutto loro hanno diritto immediatamente di avere il permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo. Poi è ovvio che l'iter del riconoscimento è molto più lungo, ma questo è previsto anche all'interno del sistema d'accoglienza italiano, sia dal punto di vista dello SPRAR, dall'ex SPRAR, sia dal punto di vista dei CAS. Quindi loro hanno perfettamente diritto a questo permesso, che tra l'altro gli permette di lavorare e quindi poter essere autonomi. Poi certo che la responsabilità in primis è della prefettura, quindi del Ministero dell'Interno, però anche la questura da un lato che non accelera le pratiche per il rilascio di questi permessi temporanei, e dall'altro il comune che non si prodiga abbastanza per riuscire a trovare degli spazi adeguati per un soggiorno temporaneo di queste persone, hanno le loro responsabilità. Quindi le istituzioni devono sicuramente intanto ascoltare quello che viene detto dai cittadini, perché non siamo solo noi a denunciare questa situazione, e dall'altro trovare una modalità insieme per risolvere questa cosa che, come è stato detto prima, va avanti ormai da anni e anni e anni, quindi non possiamo parlare di emergenza perché è una cosa strutturale. Ecco, la vostra proposta in questa situazione qual è? La proposta, ovviamente rispetto ai piani alti, sarebbe quella di cambiare completamente quello che è il sistema d'accoglienza, ma nel senso sfruttando quello che già esiste. L'ex SPRAR è un sistema che funziona, è un sistema che permette alle persone un'inclusione adeguata e la possibilità di trovare un lavoro, imparare la lingua, avere insomma quelli che sono i diritti minimi che devono essere garantiti alle persone, da un lato. Dall'altro, rispetto a quello che si può fare nel territorio, la questura deve assolutamente accelerare le pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, e dall'altra il comune deve mettere a disposizione tanti di quegli immobili che sono di proprietà pubblica e che sono vuoti e che devono essere riconvertiti per accogliere persone che stanno in questa situazione. È possibile riconvertire gli immobili anche a costo zero, magari coinvolgendo le associazioni, però questa cosa bisogna assolutamente farla. Ecco, nei giorni scorsi qualcuno ha anche sollevato il problema del rifiuto da parte di queste persone di accogliere una proposta, se non altro temporanea, di accoglienza da parte della comunità di Sant'Egidio. È così? Allora, sicuramente ci sono delle persone che hanno il timore di allontanarsi da questo luogo. Ma perché hanno il timore di allontanarsi? Banalmente perché non ricevono delle risposte chiare da parte delle istituzioni rispetto all'iter che devono affrontare per ottenere questa benedetta carta che gli permetta di vivere intanto per un po' in maniera un po' più tranquilla in questo paese. Quindi sì, questa paura c'è, però intanto sono poche persone e poi dall'altra ripeto, deve esserci una concertazione da parte di tutte le istituzioni presenti, anche dialogando direttamente con le persone, perché noi abbiamo la testimonianza invece anche di video delle persone che vengono mandate via, le coperte vengono buttate oppure bagnate proprio perché non stazionino qua di fronte. Quindi parliamo chiaro di quali sono anche le motivazioni per cui le persone non si fidano poi delle proposte che vengono messe in campo, perché l'atteggiamento è quello del rifiuto, quello della condanna, quello anche della stigmatizzazione costante. Ecco, oggi la conferenza stampa, poi voi avete in programma anche altre iniziative per sensibilizzare su questo problema? Sì, assolutamente. Intanto speriamo che la conferenza stampa, come anche le notizie uscite nei giornali in questi giorni, grazie, ripeto, alla protesta dei ragazzi che si sono messi davanti alla questura, possano accelerare i tempi per cambiare la situazione. Noi ogni settimana siamo in strada insieme a loro, lo spazio di Caminantes ovviamente è aperto sia con la scuola italiano che con il cibo, le coperte, insomma quelli che sono i beni di prima necessità, e dall'altro insieme a loro organizzeremo i passi in avanti che bisogna fare per non soltanto accogliere queste 30 persone che stanno alla piena adesso, ma per cambiare completamente quello che è questo sistema che non accoglie i migranti, in particolare chi sta arrivando dalla rotta balcanica. Tra l'altro, insieme a tante altre associazioni in tutta la provincia ci stiamo incontrando per costruire una rete che faccia in modo che situazioni come quella che hanno portato alla morte di Mandip non si replichino più e vengano immediatamente stoppate. Grazie a Gaia Righetto. Da Treviso per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie alla nostra Marta Marangoni. Allora, in merito a questo tema, ricorderete, noi abbiamo bussato alla porta dell'assessore alle politiche sociali, Gloria Tessarolo, che ha un po' raccontato quali sono i numeri dell'accoglienza a Treviso, ma accoglienza che compete al comune di Treviso, dunque per i senza fissa dimora. Poi ieri abbiamo bussato alla porta del sindaco Mario Conte, che ha detto è un problema, non riusciamo a capire quante siano davvero le persone che hanno bisogno di un tetto sopra la testa, non è nostra competenza, come avete sentito, e quindi contatterò al più presto il prefetto. Quindi insomma la questione fa capo alla prefettura. Continuiamo a parlare di migranti, allora ci spostiamo a Padova con il sequestro preventivo dello stabile di Solidalia. Siamo a Vigonza. Incredulo il mondo delle cooperative, il presidente di Conf Cooperative, Ugo Campagnaro: se provate queste accuse danneggiano chi lavora bene. Quindi restiamo nel quadro dell'accoglienza migranti. È sotto shock il mondo dell'associazionismo dopo il sequestro preventivo dello stabile della cooperativa Solidalia di Vigonza. A porre i sigilli gli agenti della squadra mobile di Padova in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro. 19 richiedenti asilo giunti in Italia nell'aprile 2023 e poi affidati a una cooperativa vicina a Solidalia, che sarebbero stati fatti lavorare in modo totalmente gratuito dopo aver firmato un patto formativo di lavoro volontario, ma sottoposti a continuo ricatto che, se non avessero lavorato, non avrebbero ottenuto il permesso di soggiorno. Non solo ricatti, anche condizioni igienico-sanitarie di vitto e lavorative completamente fuori da ogni legalità. Questo avrebbero accertato gli inquirenti, che hanno denunciato il presidente fino a dicembre, un 48enne padovano, per estorsione, caporalato e violazione delle leggi sull'immigrazione. Uno shock per Conf Cooperative, cui Solidalia è affiliata. Siamo estremamente rammaricati perché le accuse sono molto gravi, accuse che apprendiamo dalla stampa. Sapevamo che c'erano delle difficoltà, ma eravamo stati rassicurati. Sono accuse molto gravi, sono persone che conoscevamo come persone molto generose e dedicate a risolvere i problemi in un settore che è oggettivamente molto difficile da affrontare. Il giudizio resta ovviamente sospeso, si attendono gli sviluppi delle indagini e resta totale la fiducia nell'operato della magistratura e degli investigatori. Noi abbiamo raccomandato e raccomandiamo sempre il massimo del rispetto delle leggi, della normativa. Sono tantissime le realtà che si danno da fare per dare una risposta alle persone che sono in difficoltà, straniere o italiane, e quindi, se fosse comprovato, danneggia chi invece si sforza di lavorare bene. La notizia del sequestro è piombata come un fulmine a Celsereno a Vigonza. Abbiamo sentito anche il sindaco. C'è preoccupazione nel comune di Vigonza dopo il sequestro preventivo della sede della cooperativa Solidalia. A esprimerla il primo cittadino Gianmaria Boscaro, il cui pensiero va ai richiedenti asilo tuttora ospiti dello stabile. Abbiamo preso con sgomento un po' la situazione. La preoccupazione maggiore è per questi ragazzi che già nella loro storia, come tanti migranti, hanno vissuto situazioni durissime e oggi le hanno vissute anche sul nostro territorio, e quindi ci auguriamo veramente che possano essere ospitati adesso in strutture che garantiscano la loro dignità e un inserimento lavorativo serio e di qualità. Nessun contatto diretto tra il comune e la cooperativa, spiega il sindaco Boscaro, che aveva incontrato i vertici qualche mese fa nel corso di un confronto tra l'amministrazione e le realtà che si occupano di richiedenti asilo. Piccoli problemi di ordine pubblico, racconta il primo cittadino, che aveva firmato anche un TSO nei confronti di uno straniero. L'attenzione resterà alta. Staremo allerta, per garantire appunto che questi ragazzi vengano trasferiti, come ci auspichiamo, in centri adeguati e che non rimangano magari nel territorio abbandonati, perché questo non andrebbe bene soprattutto per loro, e quindi siamo qui vigili e in attesa delle determinazioni delle autorità competenti. Fara dal Pago, ora saliamo nel Bellunese. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 442 nel comune di Fara dal Pago, appunto, per il recupero tramite autogru di una corriera che, a causa
di un errore durante un'operazione di manovra era finita in mezzo all'erba all'esterno della sede stradale. Nessun coinvolgimento di passeggeri, poiché sul pullman al momento dell'incidente era presente solo l'autista. I vigili del fuoco di Belluno, coadiuvati dai colleghi volontari dell'Alpago, sono intervenuti con 3 automezzi, tra cui appunto l'autogru, per riportare il bus sulla carreggiata, mentre le forze di polizia hanno deviato il traffico per tutta la durata dell'intervento, che si è concluso poco prima di mezzogiorno. 10 febbraio, oggi il giorno del ricordo, e ci collegheremo tra poco da Treviso, alla chiesa votiva, con il nostro Lucio Zanato. Intanto però a Padova ieri è andato in scena un corteo antifascista. Ad una settimana dall'aggressione a 5 attivisti dello spazio Catai, lungo le vie della città hanno sfilato 300 persone per ribadire il loro no ad ogni forma di neofascismo e di violenza. Settimana scorsa io e altre 4 compagne e compagni siamo stati aggrediti da un gruppo di neofascisti. Neofascisti che ci hanno presi e divisi e poi ci hanno aggrediti, buttati a terra, presi a calci e pugni. Non ci fanno paura. Scandendo questo slogan, 300 persone sono scese in piazza, sfilando per le vie di Padova ieri sera, dopo l'aggressione subita una settimana fa da 5 attivisti del circolo Catai. Che messaggio volete lanciare? Ma il messaggio è molto chiaro e il fatto che abbiano aderito oltre 30 realtà cittadine non soltanto è già indicativo. Il messaggio è che queste aggressioni non si possono e non si devono ripetere mai più. Quello che è accaduto è del tutto inaccettabile e la città di Padova lo rifiuta radicalmente. Così come rifiuta una cultura come quella fascista, nostalgica dello squadrismo, che si basa sulla paura, sulla violenza, sulla discriminazione e su forme di aggressione che fanno sì che le persone che vivono in questa città, soprattutto gli attivisti politici, non possano essere al sicuro. Questo per noi è inaccettabile. Bisogna reagire perché certi atteggiamenti non si ripetano più. Padova deve dimostrare che condanna queste aggressioni e purtroppo però l'atteggiamento anche del governo rispetto a determinati fatti è sempre così, abbastanza flebile, quindi oggi è importante essere in piazza in solidarietà ai compagni. Il corteo, partito da piazza Garibaldi, si è snodato lungo le strade del centro fino ad arrivare alla loggia della Gran Guardia, dove è stato srotolato uno striscione per chiedere la liberazione di Ilaria Salis, la giovane italiana detenuta in Ungheria accusata di aver partecipato a un pestaggio. Dopo il passaggio davanti al liceo Nievo, dove è avvenuto il pestaggio, il ritorno verso le piazze. Allora, come annunciato, andiamo a Treviso, zona chiesa votiva, lì per noi c'è il nostro Lucio Zanato. Oggi cerimonia per il giorno del ricordo, presente anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. Lucio, buongiorno. Buongiorno, come vedete qua sta piovendo a dirotto, però sono con uno degli esuli, Giuliano Dalmati. Venga qua più avanti, di fiume, perché giustamente il signor Adriano ci tiene. Quanti anni? 90 anni ed è venuto qui oggi, nonostante la pioggia battente, a testimoniare la sua, quello che le è successo. Oggi è il giorno che non dobbiamo mai dimenticare, è il giorno in cui è cominciato il vostro calvario, però ve l'ho portato qui perché il signor Adriano ha raccontato che da giovane, anzi da bambino, a un certo punto a scuola gli hanno dato un libro, la maestra cos'era, croata? Sì, Jugoslava. E lei a un certo punto, quando gli ha dato questo libro, ha alzato la mano perché la maestra gli ha detto tenetelo perché vi servirà per tanto tempo. Se qualcuno ha qualcosa da dire, da chiedere, alzate la mano. E lei cosa ha detto? Io non ho detto niente, ho alzato la mano e quando mi ha detto sono troppo felice perché era la prima volta che le parlavamo o che le sorridevamo, e allora quando ha detto allora cosa c'è? Ho detto le dico cosa c'è, non penserete mica di stare qui ancora qualche anno. E così lei... Allora mi ha dato uno schiaffo, mi ha preso per un orecchio e mi ha portato al preside, che per fortuna non ha alzato le mani perché era grande e grosso.
però mi ha espulso e io non sono più tornato a scuola. E da lì poi la sua famiglia ha deciso di partire. Mio padre navigava sempre, quindi era poco presente, faceva tutto mia mamma, però hanno deciso insieme telefonicamente che non potevano più tenermi lì perché ero troppo... Una delle tante storie dei 350.000 esuli. Sì. Ecco, poi lei ha detto un'altra cosa importante. Voi siete arrivati qui, vi siete fermati prima da Viano ma non trovavate casa, poi siete venuti qui a Treviso e avete iniziato la vostra vita dentro una stamberga. Sì, no, prima dentro un granaio. Con le pareti le pareti avevamo fatto 2 appartamenti perché eravamo con un'altra famiglia, no? Che avevamo lasciato Fiume, un'altra famiglia, e le pareti erano del cartone catramato che nessuno oggi sa neanche che cos'è. Col cartone catramato e qualche asticella abbiamo fatto 2 appartamenti e siamo rimasti lì quasi un anno finché il comune ci ha assegnato un appartamentino. Ecco, lei ha voluto ringraziare la comunità di Treviso proprio per questo, perché devi sapere, Anna, che qui c'era la ricostruzione, le prime case popolari di solito dovevano dare ai trevigiani. Nel 48 invece Treviso ha avuto il coraggio di dare qualche casa. C'era una legge per cui era previsto che il 5%, mi pare che fosse, che andasse ai profughi. Però non tutti la tenevano questa legge. Non sempre, ma comunque noi l'abbiamo tenuta e ho dimenticato, ho voluto essere breve, ma i miei figli sono nati a Treviso e sono trevisani assolutamente, e i miei nipoti, che ne ho 2 per figlio, in totale 4, sono quelli tre. E lei a questi nipoti cosa racconta della sua storia? Niente, tutte robe brutte, non racconto niente. Senti Anna, io adesso ti restituisco la linea, però prima lancio un'intervista perché c'è stata ovviamente la cerimonia, la presenza non solo del sindaco e del prefetto ma anche del ministro Carlo Nordio, che al termine abbiamo intervistato. Lui ci ha parlato, perché nella sua prolusione ha detto degli orrori della storia che poi la storia stessa ha cancellato. Non a caso non esiste più il comunismo e non esiste più l'ex Jugoslavia. Sentite cosa ci ha detto. E poi linea allo studio. Sì, cancellato dalla storia perché lo stalinismo e l'ideologia marxista sono state, ripeto, condannate dal crollo dell'impero sovietico, dal crollo della stessa filosofia marxista e della geografia, perché la stessa Jugoslavia si è smembrata e quando si è smembrata addirittura hanno combattuto tra di loro agli inizi gli ex jugoslavi. Per fortuna è arrivata la pace, è una pace che ci vede tutti uniti nell'Europa. Noi però dobbiamo sempre ricordare che la pace è un intervallo lieto tra momenti di guerre ricorrenti e anche noi dobbiamo essere preparati. Per fortuna oggi siamo in un'Europa unita, ma dobbiamo essere preparati proprio come Europa unita, che comprende anche i nostri ex avversari, ad affrontare le altre sfide che sono in questo momento presenti. E questo momento di ricordo deve essere anche un momento di unità e anche di coraggio nei confronti delle sfide che siamo chiamati ad affrontare, ripeto, come Europa unita, anche assieme ai nostri amici sloveni e quelli che furono una volta i nostri avversari. Giorno del ricordo, c'è una classe, la classe quinta della scuola elementare Collodi di Treviso, che è stata premiata al Quirinale ieri proprio per un lavoro fatto per il Giorno del ricordo, il progetto dal titolo Anch'io ero con voi. Ieri la premiazione da parte del Presidente della Repubblica. Ecco, queste sono le immagini. Sergio Mattarella dal Ministro, Giuseppe Valditara. Un mondo e un passato, 10 febbraio, questo è il titolo del concorso nazionale. La classe quinta della scuola elementare Collodi di Treviso ha guadagnato il secondo posto, intervistando la signora Giuseppina Mirabile, bambina a Fiume negli anni della Seconda Guerra Mondiale, integrando il lavoro con fotografie d'epoca. Ai piccoli alunni sono arrivati anche i complimenti da parte del sindaco Mario Conte e del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. E poi adesso vi facciamo vedere quelle sono le immagini che arrivano da Basovizza, perché
che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuto alla cerimonia solenne del Giorno del Ricordo presso il Monumento Nazionale Foiba di Basovizza. Eccola qua, vi facciamo vedere le immagini del suo arrivo. La cerimonia e ovviamente la presenza della Presidente del Consiglio, una presenza importante. Successivamente alla stazione centrale di Trieste, al binario 1, la Presidente parteciperà all'inaugurazione del treno del ricordo. Il treno del ricordo è un treno storico appositamente allestito con una mostra multimediale che appunto partirà da Trieste. E andiamo avanti perché del Giorno del Ricordo parliamo anche con Vicenza al Cimitero Maggiore, una cerimonia per non dimenticare i martiri delle foibe. Per noi c'è la nostra Luisa Bertini. Sì, oggi un giorno importante anche per Vicenza, le celebrazioni del Giorno del Ricordo con la deposizione di 2 corone d'alloro. Qui siamo al Cimitero Maggiore in compagnia del prefetto, il signor Salvatore Caccamo. L'importanza della giornata anche per Vicenza. L'importanza non solo per ricordare tutte le vittime delle foibe e delle popolazioni italiane che vivevano nel confine orientale, ma soprattutto per mobilitare e sensibilizzare sempre il territorio vicentino. Io ho detto poc'anzi che i cittadini in queste occasioni sono sempre presenti, dimostrano altissimo senso civico, ma soprattutto è compito di rappresentanti istituzionali, il rappresentante del governo, del sindaco, di tutti gli esponenti istituzionali e ognuno fare il proprio. Fare il proprio perché fatti che costituiscono momenti tragici della nostra storia continuino ad essere rievocati e ricordati, ma tutto questo in un'ottica di un segnale educativo che vogliamo noi propagare in tutto il territorio. E non a caso ho citato anche l'evento che io ho voluto tenere con gli studenti, io lo faccio spesso, in tutte quelle che costituiscono pagine della storia, della nostra storia. Io voglio coinvolgere gli studenti perché debbano conoscere, debbano apprendere, ma soprattutto loro debbano tramandare queste pagine di storia. Quindi questo è il segnale che noi vogliamo sempre mantenere vivo, ma è soprattutto il nostro dovere, il nostro compito in questo territorio. Ho voluto pure rappresentare quanto gli studenti siano pure partecipi, quindi non solo la cittadinanza che oggi è qui presente, però gli studenti, io ieri ho registrato in un'aula gremita di ragazzi proprio una soglia di attenzione elevatissima, perché non solo si percepiva da parte loro l'interesse all'apprendimento, ma si toccava con mano, si percepiva in maniera chiara e inequivocabile quanto sofferenza, quanto dolore trasparisse dalle parole di chi quei momenti li ha vissuti. Quindi ancora di più il nostro impegno deve essere focalizzato su questo fronte. Allora, con la cronaca noi restiamo nel Vicentino per raccontarvi di un incendio di ieri pomeriggio ad Altavilla Vicentina, le fiamme sprigionate nella cucina di un appartamento di via Garibaldi. Altavilla, fiamme da un appartamento di via Garibaldi. Al secondo piano, in una cucina, probabilmente della K, si scatena il rogo. Sul posto si precipitano i vigili del fuoco che, dopo aver evacuato lo stabile, grazie a un'impalcatura esterna alla palazzina, sono riusciti a salire velocemente e a intervenire nell'appartamento domando le fiamme. Il rogo è stato così contenuto e non ha coinvolto altri appartamenti. Pubblicità, poi tra pochissimo con il nostro Filippo Fois per la beffa del Carnevale con i lavori in stazione e la truffa sventata dal sindaco. La vittima era il papà nel Padovano a Montegrotto Terme. A tra poco.
Eccoci, ben ritrovati, buongiorno, prima edizione. Ci spostiamo nel Coneglianese per tornare a darvi la notizia della tragica morte di un uomo di 75 anni travolto da un'ambulanza che stava operando in servizio di emergenza. È stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale. Il servizio è diventata la foto simbolo della tragedia corsa ieri sera quando Adriano Canzian, 75enne di San Vendemiano, è stato travolto e ucciso insieme ad uno dei due cagnolini che stava portando a passeggio da un mezzo di soccorso in corsa. L'altro cagnolino sopravvissuto a vegliare sulla salma. Non l'ha visto secondo me, perché non ha frenato. Noi non abbiamo sentito la frenata come al solito, e qui sentiamo sempre frenate e colpi. Le sirene spiegate, i lampeggianti accesi, l'ambulanza che ha travolto e ucciso Adriano Canzian era in servizio di emergenza, un contesto che esonera il mezzo dal rispetto di obblighi e limiti relativi alla circolazione, così recita il codice della strada. Sulla tragedia accorsa ieri sera in questo punto di via 24 maggio la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. C'era la nebbia, ieri sera una pioggerellina fitta. L'uomo, seppur sulle strisce, ha attraversato la strada. E ha preso un colpo forte perché le due scarpe sono volate e lì in parte della strada c'era un cane morto e le scarpe. A tradirlo e costringerlo ad attraversare, nonostante l'arrivo dell'ambulanza potrebbe essere stato uno dei due meticci che erano con lui, spaventato dal rumore delle sirene, lo stesso che poi rimarrà ucciso insieme a lui nell'impatto. L'altro cagnolino, eccolo in questa immagine sopravvissuto, lo ha vegliato fino all'arrivo dei soccorsi. L'altro cane è bravissimo, era proprio seduto e stava sempre lì. Sì, infatti faceva senso, mi ha un po' commosso il cane. Canzian, geometra in pensione, era rientrato 5 anni fa dalla Romania dove era andato a lavorare. Papà di 2 figli, viveva con la seconda moglie qui, a pochi passi dal luogo dell'incidente in via Palladio, dove il comune è già quello di San Vendemiano. Con la sua compagna condivideva l'amore per gli animali. Questo, a passeggio con lei questa mattina, è il terzo meticcio che ieri sera era rimasto a casa. Era stato Canzian a salvare proprio dall'incidente il cagnolino sopravvissuto, lo aveva curato e tenuto con sé. L'inchiesta, aperta come atto dovuto, ha consentito di eseguire i primi accertamenti tecnici. Ad eseguire i rilievi di legge la postrada di Vittorio Veneto, raggiunta poi da una volante del commissariato di polizia di Conegliano. Non è stata disposta l'autopsia sul corpo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, 3 in quel punto, saranno decisive per capire che cosa abbia spinto la vittima ad attraversare la strada mentre un mezzo di soccorso stava sopraggiungendo. Allora, ora ci spostiamo come promesso nel Padovano Montegrotto Terme con la nostra Chiara Gaiani, che vedo già collegata in compagnia del sindaco Riccardo Mortandello. Perché questo collegamento? Raccontaci che cosa è accaduto. Chiara, buongiorno. Anna, buongiorno ai telespettatori. Purtroppo si registrano ancora truffe agli anziani. La vittima, il papà del sindaco Riccardo Mortandello, che era lì in quel momento e ha capito di che cosa si trattava. Ci racconta che cosa è accaduto, sindaco? Sì, eravamo io e mio padre a casa tranquilli, squilla il telefono, mio padre risponde. È una telefonata molto confusionaria, al che dice cosa, non capisco, mi passa il telefono, come dirmi, boh, senti tu. Si è sentita una voce, una voce di lamentela di donna in sottofondo, poi un signore distinto si è palesato come dottore, sono il dottor, ha citato anche un cognome che non ricordo, lei è il signor Mortandello Bruno, al che ho risposto sì, sono io, mi dica. Sua figlia è gravemente ricoverata in ospedale, ha dei traumi molto importanti, insomma ha dato una narrazione rispetto a questa fantomatica figlia di mio padre che non esiste nella realtà perché siamo 2 figli maschi, al che ha iniziato un po' a interloquire. Io volevo capire fin dove si spingeva questo signore, quando in realtà questo finto dottore che stava tentando di truffare una persona ha capito che l'interlocutore che ero io aveva capito, ha messo giù la telefonata. Questo è avvenuto da un numero anonimo a un numero fisso. Appena successa questa cosa ho avvisato immediatamente i carabinieri, perché questa è l'esatta esemplificazione della truffa che tanti cittadini subiscono, alcune volte anche con riflessi psicologici devastanti, dove dei criminali dicono che il figlio o la figlia sono ricoverati in gravi condizioni, o per farsi dare dei soldi o per mandare delle persone a raccogliere dei soldi, degli indumenti, approfittandone per rubare in casa. Informati i carabinieri, è stato subito attivato un sistema comunicativo a tutti i cittadini di Montegrotto Terme, anche grazie al controllo del vicinato, appunto per metterli in guardia da questo genere di truffe. Truffe che sappiamo benissimo si avvengono anche via WhatsApp,
Per cui noi abbiamo favorito molte serate dove abbiamo informato e formato le persone a non cedere a queste truffe, anche da un punto di vista psicologico, a non credere al primo che passa, anche se racconta una storia melodrammatica. Questo per tutelare le persone e soprattutto per assicurare alla giustizia questi criminali che approfittano magari delle debolezze di molte persone. Ecco, Sindaco, lei ci raccontava tra l'altro che l'accento del finto dottore era un accento perfetto, non c'erano inflessioni, non dava adito a pensare che si trattasse di una truffa. Assolutamente no, stiamo parlando di professionisti, una recitazione molto preparata. In questo caso era il dottore, spesso sono anche avvocati, in alcuni casi si palesano come forze dell'ordine. Questi sono dei criminali molto preparati che magari seguono la vita delle persone anche sui social network, quindi attenzione a quello che si pubblica sui social network, ed è difficile capire che è una truffa. Lo si capisce quando la situazione è assurda, come in questo caso, che parlavano di una figlia che nella nostra famiglia non c'è. Ecco, tra l'altro proprio qualche tempo fa e proprio da Montegrotto i carabinieri sono riusciti ad arrestare 2 truffatori, 2 giovanissimi napoletani, hanno anche incensurato, se non ricordo male, cittadini quindi che grazie anche alla formazione che il suo comune ma anche altri enti stanno facendo iniziano a capire. Sì, io dico sempre che chi vuole fare delle cose che non vanno bene deve stare alla larga dal nostro territorio, perché formiamo i cittadini e soprattutto devo ringraziare la collaborazione con i carabinieri. Con i carabinieri, attraverso le segnalazioni di centinaia di cittadini, si è riusciti nelle scorse settimane ad assicurare alla giustizia questi truffatori. Ovviamente questo necessita anche da parte delle istituzioni un grande lavoro che spesso viene visto come politico. No, la sicurezza non ha colore politico, la sicurezza è di tutti e i fatti nel nostro comune lo dimostrano con il controllo del vicinato. Noi abbiamo delle intere vie organizzate con chat e WhatsApp, abbiamo dei coordinatori, abbiamo un coordinatore comunale che è Giorgio Tripodi, che ringrazio, e anche una rete di commercianti. Ad esempio, quando scende qualcuno di sospetto dalla stazione dei treni viene mandata la comunicazione a tutti, che permettono alle forze dell'ordine di intervenire, perché non sono i cittadini, attenzione, che devono intervenire, ma sono le forze dell'ordine, perché così facendo si va nella giusta direzione di assicurare alla giustizia questi truffatori che ci sono sempre stati, ma oggi utilizzano le tecniche innovative come il telefono o come i messaggi WhatsApp. Allora noi ringraziamo il Sindaco che ci ha permesso insomma di parlare ancora delle truffe soprattutto agli anziani, perché è un tema insomma a noi molto caro e serve anche per dare formazione e informazione ai cittadini, a tutti quelli che ci ascoltano. Ringrazio allora il Sindaco Riccardo Mortandello, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Rocchi Allende, da Montegrotto Termine, linea allo studio. Grazie alla nostra Chiara Gagliani, arrivederci il Sindaco Mortandello. Tra l'altro tra pochissimo poi nell'ultima parte di questa nostra prima edizione avremo proprio un avvocato dell'Adico di Treviso che andrà a raccontare come i clienti che sta seguendo sono stati proprio truffati con la truffa dell'SMS, quindi attenzione perché sarà una parte molto importante. Però ci spostiamo a Venezia, vi abbiamo dato oggi la notizia che le paratie del Mose si sono alzate, dunque insomma carnevale salvo, però un carnevale che di fatto sta subendo anche un'altra beffa e ce la racconta proprio il nostro Filippo Fois. Eccoti Filippo, ti vediamo, buongiorno, raccontaci tutto. Sì. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. La prima beffa è che il tempo non è stato clemente, qui sta piovendo a Venezia alle nostre spalle. Vedete la stazione ferroviaria Santa Lucia, quella dalla quale arriva la maggioranza dei visitatori che oggi trascorreranno il sabato in città, e come vedete una bella parte di questa scalinata in questo momento non è agibile perché ci sono dei lavori in corso. Non sono dei lavori di restauro ma di demolizione e ricostruzione della scalinata. Qualcuno ha avanzato, ma adesso ve lo faccio dire dalle protagoniste, perché chiedo a Simone Merlo di ritornare a Campolargo. Voi le vedete già inquadrate, Deborah Onisto di Forza Italia e Cecilia Tonon di Venezia e Tua, per cui diciamo che è un fronte bipartisan quello che si è aperto in città. Io partirei con lei, Tonon, cosa che non vi convince di questi lavori? La prima cosa che salta all'occhio è che la cittadinanza non è stata informata, nessuno di noi consiglieri comunali, ma nemmeno gli uffici dell'amministrazione comunale sapevano nulla di questi lavori. Allora, in seguito ad indagini abbiamo scoperto che, secondo il committente, non era necessaria un'autorizzazione, un titolo edilizio da parte del comune.
E questo può starci, ma io parlo di cortesia istituzionale, cortesia nei confronti della città che ti ospita. Credo che una comunicazione in più non avrebbe fatto certo male. Noi ci siamo trovati da un giorno per l'altro questa scena senza sapere cosa stava effettivamente succedendo, e c'è stato anche il timore che i marmi della Scala Monumentale, che sono marmi di Egitto, mi pare degli anni 40, venissero sbriciolati. Nessuno di noi sapeva nulla. Poi ci sono arrivate rassicurazioni in questo senso, sempre per le vie brevi, ma noi abbiamo bisogno di rassicurazioni su questo e anche sul fronte della sicurezza, perché come si può vedere alle mie spalle è stato chiuso e transennato un terzo dell'uscita della stazione. I pedoni che camminavano su quel terzo si sono riversati sugli altri 2 terzi che sono aperti. Quindi se si tratta di un problema strutturale urgente, come è stato detto, se la Scala era ammalorata al punto di doverla chiudere e fare lavori urgenti, come viene giustificato il fatto che vengano aumentati invece i pedoni che calpestano il resto della Scala, a meno che non sia che un terzo è ammalorato e l'altro terzo no? Ma onestamente mi pare poco verosimile. Nemmeno la polizia locale è stata informata, pertanto io e la collega abbiamo fatto una richiesta di spiegazioni formale. Ecco, Cecilia Tononi è una consigliera comunale di opposizione, Venezia è tua, mentre Deborah Onisto fa parte della maggioranza e con Forza Italia. Ecco, la cosa, lei si è proprio informata con i vari assessorati se qualcuno sapesse qualcosa? Sì, confermo, nel momento in cui abbiamo raccolto l'appello da parte dei cittadini, perché comunque Venezia è una città unica al mondo, questa è una scala monumentale, una stazione stupenda e unica, visto questo trasennamento dalla parte della Scala, la gente ha cominciato a preoccuparsi. Il fatto che chiesto ai lavori pubblici non erano stati informati, chiesto all'edilizia se c'era un titolo, come diceva la collega, non c'è, informata la polizia locale che ha detto noi non siamo stati informati, e a mio modestissimo parere probabilmente in una città come questa, in questo periodo, no, perché poi coincide con il carnevale, forse un intervento della polizia locale sulla gestione dei flussi e verificata l'altra parte della Scala se effettivamente ci sono problemi di sicurezza, forse l'intervento dei vigili era necessario. Allora ieri in maniera breve abbiamo scritto velocemente al sindaco che si faccia carico di capire insomma con le grandi stazioni qual è il percorso che hanno intenzione di fare. Io in veste di Presidente della 4ª Commissione Lavori Pubblici ho intenzione di organizzare una commissione pregandoli di poter venire, perché se tutto è a posto credo che sia doveroso in una città come questa darci delle risposte rispetto all'intervento, che poi come si diceva se è di tipo sul piano della sicurezza va sicuramente. C'è da dire, noi adesso ci siamo passati di fronte, ci sono tutti gli estremi, come in questo caso per obbligo di legge devono essere messi, c'è scritto consegna lavori dicembre 2023, cioè dovevano essere finiti 2 mesi fa e sono cominciati adesso. Sì, ma anche dovevano partire da quello che ci dicono dai comuni 2 mesi fa, quindi mi pare, non solo la data di chiusura dei lavori è un po' strana, dovevano partire da 2 mesi fa, si sono concentrati in periodo carnevalestico, probabilmente forse pensano di essere in una qualsiasi altra città d'Italia, questa è Venezia, il periodo è particolare e comunque è una città particolare. Noi non riteniamo che tutto sia fatto a regola d'arte, non poniamo dubbi in tal senso, è che dobbiamo comunque rassicurare i nostri concittadini che tutto è fatto a regola d'arte, che c'è la possibilità anche di comprendere i tempi, comprendere il recupero anche di questo dal punto di vista architettonico, culturale, artistico, cioè la Scala è una scala tutelata, vincolata. Quindi... È vero che insomma non si è dovuto sentire, la soprintendenza l'hanno dovuta sentire. Allora io direi, Anna, che da Venezia per ora è tutto, per cui ringraziamo Cecilia Tonon, consigliere comunale di Venezia e tua, Deborah Onisto, capogruppo di Forza Italia, e per ora vi restituiamo la linea. Grazie Filippo, ci hai dato già un argomento di discussione con il nostro primo ospite, che saluto, ringrazio e passo a presentarvi, Simonetta Rubinato. Qui in veste buongiorno Simonetta, di presidente FIM Treviso, ma insomma lei ha ricoperto tante cariche, è stata primo cittadino, è stata parlamentare, quindi ecco insieme, no, mentre ascoltavamo il collegamento del nostro Filippo Fois, insomma da donna che ha avuto le mani in pasta, no, con istituzioni e comuni, anche lei si stava domandando ma cosa possa essere successo, questo deficit di comunicazione, no? Io credo che minimo una comunicazione agli uffici del comune era dovuta, ma minimo, quindi le carte ci sono, i protocolli del comune basta controllarli, quindi vedere se effettivamente
c'è stata una mancanza da parte del committente, che mi pare di aver capito che è la società proprietaria esatto. delle stazioni o di questa stazione, perché è impossibile, secondo me, che in un ordinamento come il nostro, con tutta la burocrazia che c'è, non arrivi un pezzo di carta in comune a Venezia, cioè veramente non è che è extraterritoriale la stazione, insomma, è soggetta alle leggi della Repubblica, quindi anche quella parte della città. Tanto più che, come dire, anche chi lavora e opera non può non tener conto del contesto in cui lavora e opera. Come è stato anche detto, è una follia, cioè veramente è una burocrazia anche a volte di queste strutture, Cieca. come posso dire, un po' il parastato, no? A confine tra quello che è pubblico e quello che è gestito comunque in privato, sono assolutamente una burocrazia cieca se non si rende conto che sta operando in un contesto di questo tipo, di tempo e di luogo. Di tempo e di luogo. Allora vediamo un po' il motivo, no, per il quale l'abbiamo invitata. Chiedo alla regia di come dire, inquadrare, questo è un articolo che è uscito su questo tema che abbiamo trovato, pochi bimbi a scuola, adesso le parrocchie si mettono in società. Vorrei partire proprio dal caso di questa società, siamo a Trevignano, dove di fatto anche a causa della denatalità, di cui ormai insomma non è quasi più una notizia, no? Ce ne stiamo occupando da diverso tempo, mancano i bambini e portare avanti una scuola dell'infanzia paritaria ha dei costi che non sono facilmente sostenibili dalle famiglie, ma non sono sostenibili neanche da chi offre questo tipo di servizio. E allora come si fa? Lei l'ha definita una tempesta perfetta. Sì, è una tempesta perfetta perché arrivano tutti i nodi al pettine. Allora c'è un nodo che non è mai stato risolto in questo Paese, che è quello della vera parità. C'è una legge sulla parità scolastica che soprattutto per la scuola dell'infanzia deve tener conto che in una regione come il Veneto, l'unica in Italia con queste percentuali, l'offerta alla scuola dell'infanzia è per il 65, quasi 70% in provincia di Treviso, è offerta e garantita dalle strutture di una rete di scuole paritarie, molte delle quali associate a FISM, la Federazione Italiana delle Scuole Materne di ispirazione cattolica, di cui sono presidente a Treviso. Quindi questo è un primo nodo, non è mai stata realizzata, o meglio, la parità degli obblighi c'è rispetto alle altre scuole materne statali, dell'infanzia statali. Non c'è però la parità del finanziamento, per cui le nostre scuole, nonostante abbiano una gestione di scuole di comunità, di grande generosità, di donazioni o d'altro, hanno un costo che è quasi la metà del costo di una scuola statale, ma tuttavia, pur con questo grande sforzo che fanno, essendo il contributo in rapporto da 1 a 7 rispetto al costo della statale, quindi se una scuola statale vede un investimento a bambino dello Stato di 7.000 euro l'anno, da noi arrivano 1.000 euro l'anno. Allora, questo primo nodo ovviamente costringe le nostre scuole, che sono no profit, quindi svolgono l'attività e lo dichiarano per essere paritarie senza scopo di lucro, costringe le nostre scuole a chiedere una retta che, se voi pensate, è così contenuta non perché ci siano finanziamenti pubblici adeguati, ma perché sono bravissime nel fare una gestione che razionalizza tutto. Questo è il primo nodo. A questo nodo, che come dire è purtroppo storico, si sono aggiunti il nodo di questa impressionante denatalità, caduta della denatalità, che colpisce anche le scuole statali, quindi figurarsi anche le scuole paritarie, e l'aumento dei costi di gestione dovuti, soprattutto negli ultimi anni, è stata un'impennata dovuta alla crisi energetica, all'aumento dei costi in generale e in particolare al rinnovo del contratto collettivo nazionale che regola i rapporti di lavoro con i nostri docenti, il nostro personale amministrativo, di segreteria, e quindi c'è stato un dovuto, giusto aumento delle retribuzioni, ma ovviamente ha un costo. E questa è stata la tempesta perfetta. Mi perdoni se la disturbo, immaginare che cosa costa in più la nostra spesa, il nostro carrello della spesa per noi famiglie. Provate a immaginare delle scuole che erogano dei pasti a dei bambini. Anche questi sono aumenti. Che devono appunto garantire il riscaldamento, la luce, tutta una serie di condizioni. Allora, a fronte di questo, nel marzo dell'anno scorso, io sono diventata presidente nel 2022, a marzo 2023 FISM Treviso ha approvato nell'assemblea dei gestori, oltre 200 scuole, ha approvato la riforma del proprio statuto e non solo, ha approvato un protocollo per la sostenibilità delle nostre scuole dell'infanzia, cioè sostanzialmente un atto condiviso con le 2 diocesi di Treviso e di Belluno, con il quale abbiamo stabilito che la nostra visione è quella di salvaguardare questo patrimonio educativo costruito dal nostro territorio, dalle nostre comunità,
dalle nostre anche parrocchie in più di un secolo di storia, di salvaguardarlo perché sono scuole di comunità in cui davvero la comunità è di casa e scuole che senza la comunità non sopravviverebbero, ecco, di salvaguardarlo e però anche riorganizzarlo e quindi guardare ai problemi che l'attualità ci offre, che l'attuale contingenza storica ci offre come opportunità non di, come posso dire, di scoramento, ma di discernimento per migliorare ancora di più la qualità della nostra offerta educativa, su cui FISM investe molto con un forte impegno nella formazione pedagogica e didattica del personale. E anche, però, accanto alla qualità dell'offerta formativa è necessario la sostenibilità economico-finanziaria, perché una scuola in perdita non è in grado di assicurare qualità. 2, vorremmo anche aprirci, questo già si fa in tante scuole da tanto tempo della provincia del Veneto, ma anche un supporto alla genitorialità. Siamo molto flessibili nell'offerta, andando incontro ai bisogni delle famiglie, come orari, come attività extracurriculari, ma anche vorremmo cominciare, e lo faremo il prossimo mese di maggio, anche dei percorsi di formazione per genitori e nonni, che sono una straordinaria risorsa educativa. E quindi, ecco, insomma, vorremmo veramente rilanciare il tema perché l'educazione alla prima infanzia, quindi anche nido, non solo scuola materna, e all'infanzia è strategica per il successo scolastico e il futuro dei nostri giovani poi, quindi su questo bisogna investire molto, molto di più. Tra l'altro il ragionamento poi si allarga a macchia d'olio anche nel momento in cui vogliamo e dobbiamo parlare di pari opportunità, nel momento in cui diventa importante anche per la donna, no? Poter e la conciliazione vita-lavoro. Esatto, occupare determinate posizioni lavorative, conciliare la vita e il lavoro, è necessario che questi servizi sul territorio ci siano. Esatto. Quindi, ecco, in questo protocollo ci siamo detti che fare, abbiamo dato delle piste di lavoro generali, perché poi ogni cosa va calata nella singola realtà. Ci sono scuole molto piccole che sono gelosissime, io ho presente una scuola che è gelosissima di esserci e dove una comunità ci mette una caterva di denaro, di suo, purché questa scuola rimanga aperta, quindi viene proprio chiuderla, cioè è un trauma, no? Non può essere fatto. E quindi ogni realtà va vista un po' nel dettaglio. Tra le, come dire, soluzioni per far fronte a questi due obiettivi insieme, qualità dell'offerta formativa, accoglienza quindi al massimo del servizio per i bambini e le famiglie e dall'altro però tenere in piedi i conti, perché i conti devono reggere, se no si fallisce. Ecco, ci sono una serie di ipotesi di lavoro, collaborazione tra scuole, rete tra scuole. Quella che come dire, è stata un'impostazione molto innovativa recente è quella della costituzione di un'associazione, quindi non una società. È un'associazione. È un'associazione costituita per la gestione delle 4 scuole dell'infanzia e anche nido integrato che ci sono nel comune di Trevignano. È un'associazione con personalità giuridica, quindi è un soggetto a tutti gli effetti riconosciuto dall'ordinamento e che chiederà, ha chiesto, anche l'iscrizione al registro degli enti del terzo settore, quindi per cogliere anche le opportunità che la normativa sul terzo settore dà. Questo è reso possibile dal fatto che Trevignano è divisa in queste 4 frazioni, no? È corretto? Quindi tra di loro, un po' come nacquero, no? le unioni anche, no? delle polizie locali, mi viene in mente i comuni del Campo San Pierese, dell'Alta Padovana, no? Cioè questo modo per come dire, accedere anche ad una forma di semplificazione amministrativa e di gestione flessibile del personale. Sì, perché no? infatti la caratteristica di questo tipo di operazioni, sto pensando anche alla rete che ha costituito Altivole, che non è un'associazione, è una cosa come dire più light, più soft, ma comunque sempre una collaborazione tra 3 scuole che ci sono ad Altivole, dove lì hanno messo insieme presidenza, segreteria, coordinamento, e però le 3 scuole rimangono e tengono la loro identità, ma anche a Trevignano le 4 sedi rimangono. C'è, come ecco, quindi dire, non si perdono, non si perde, il presidio sul territorio rimane anche la distinzione delle scuole dal punto di vista del riconoscimento della parità, anche perché è la distinzione, è questa distinzione che consente di avere i contributi dallo Stato. Ecco, però la gestione, diciamo così, amministrativa, tutto quello che, come posso dire, può essere messo in coordinamento, viene applicata con più che un risparmio, che può esserci anche questo, ma il tema è che, come l'ho detto prima, se le nostre scuole costano così poco, riescono a tenere dei costi di gestione così bassi rispetto allo Stato,
non è tanto l'obiettivo di risparmiare, ma l'obiettivo è di migliorare l'utilizzo delle risorse umane, dei docenti, aumentare le competenze. Quindi il vero tema è la qualità formativa più che il risparmio, perché spendere ancora meno significa togliere il servizio, quindi in realtà è proprio un ottimizzare le risorse. Allora il tema è quello delle risorse, proviamo ad allargare un po' il campo e a capire queste risorse, da dove vengono, il PNRR quante ne porta, ha come dire mantenuto le promesse per quanto riguarda il mondo della scuola, la scuola dell'infanzia oppure no? Allora, per quanto ci riguarda, e quindi mi permetto di dire per quanto riguarda il Veneto, assolutamente no. Perché? Il Veneto è l'unica regione che, parliamo solo del segmento infanzia, non parlo dell'elementare insomma, nell'infanzia in Veneto il 65% dei bambini dai 3 ai 6 anni frequenta le nostre scuole paritarie. Il 65% di bambini non ha avuto accesso a €1 dei fondi del PNR in Veneto, quindi significa che il Veneto ha fatto risparmiare un sacco di soldi su questo fronte al PNR che sono andati da altre parti. Anziché ragionare in termini di popolazione scolastica, si è ragionato di proprietà dell'edificio pubblica o privata, io aggiungo no profit. Per cui non abbiamo visto €1 del PNR, no, cioè per questa parte. Ovviamente il PNR ha coinvolto alcuni comuni che hanno deciso di costruire delle nuove strutture, anche del nostro territorio, alcune scuole dell'infanzia e nidi, ha coinvolto ovviamente le strutture già di proprietà pubblica. Quindi il tema struttura Però questo riguarda quel 35% di utenti che frequentano la scuola dell'infanzia statale. Non solo, i nidi non rientrano neppure nella gestione da parte del Ministero del MIUR, sono più una competenza regionale, anche sui nidi, ovviamente sui nostri nidi nulla, ma quello che secondo me è focalizzante è la scuola, sulle nostre scuole nulla. E sì che anche le nostre scuole dovranno fare investimenti importanti perché bisogna adeguarle sempre alla sicurezza, alle nuove caratteristiche della sismicità, quindi stiamo anche su questo aprendo un lavoro che non è da poco. Ecco. Quindi in realtà il PNR su questo come strutture a noi non ha dato €1 in più, ma dico sempre non è un problema mio, di Simonetta Rubinato, del presidente regionale o delle scuole e dei gestori, è un problema di sicurezza per i bambini che non hanno avuto questa opportunità nonostante i genitori paghino le tasse come tutti gli altri. Invece poi ci sono delle risorse che stanno arrivando anche sul territorio e che arrivano anche alle nostre scuole, che sono collegate ma non sono dentro il PNR, sono nel Fondo di solidarietà comunale, che sono destinate all'aumento dei posti nido, per esempio. Ecco, magari preciso questo, no? Le nostre nel 2017, ora in Parlamento, venne approvato il decreto legislativo sul sistema integrato 0-6 anni, che ha un po' rivoluzionato l'idea per cui sì c'è la scuola dell'infanzia 3-6 anni, ma va pensata in un sistema che coinvolge anche i bambini dai 3 ai 36 mesi che accedono al nido o alle sezioni primavera, per esempio, dove ci sono. Ecco, questo sistema dice che deve essere più possibile generalizzata l'offerta a tutti, quindi devono crescere i posti, e dice anche che bisogna puntare a una continuità educativa che quindi colleghi il nido alla scuola dell'infanzia e la scuola dell'infanzia alla primaria. Ecco, su questo fronte qui ci sono alcune risorse, le nostre scuole hanno, come dire, questo privilegio, questa opportunità straordinaria, che avendo la scuola dell'infanzia con il nido, si tratta di nidi integrati, quindi questa continuità c'è, garantita. C'è confronto tra la coordinatrice, le educatrici, le insegnanti, le docenti, ecco che sono tra l'altro il grosso della spesa. Noi dobbiamo investire molto sul personale docente nelle nostre scuole, ma poi anche nei servizi ausiliari. Bene, allora anche le nostre scuole stanno investendo molto sull'apertura di sezioni primavera, quindi se calano i bambini all'infanzia stanno aumentando i bambini che si iscrivono alle sezioni primavera, quindi 24-36 mesi, e stanno aumentando, e ci sono anche le liste d'attesa sui nidi. Ecco, quindi noi complessivamente in provincia di Treviso, per dirle, oltre 15.000 bambini frequentano le nostre strutture, dai 3 mesi ai 6 anni. Ecco, in questo momento dal livello centrale stanno arrivando delle risorse per aumentare i posti nido, la gestione dei posti nido, non i muri, ecco. Per il servizio. Questa è una cosa molto buona, cioè lo Stato dà 7.660 euro l'anno a posto nido, se vengono aumentati per arrivare all'offerta del 33% nel 2027.
quindi raggiungere con grave ritardo gli obiettivi europei. Infatti com'è nel nostro territorio la copertura per quanto riguarda i posti nido? Siamo al 28, ecco, quindi ci manca qualcosina, però il nostro territorio si è dato da fare, cioè qui da noi, a parte Venezia e poche altre realtà, i nidi non sono comunali, non sono i comuni come in altre regioni che hanno fatto i nidi, ma soprattutto è stato il privato sociale o il privato gestito da cooperative, ecco, che ha risposto al bisogno delle famiglie di trovare dove collocare un bambino in modo che sia anche formato, non sia solo un parcheggio, un babysitteraggio, ma ci sia un'offerta formativa preziosa per quel bambino anche nei primi anni di vita. Quindi ci siamo tirati sulle maniche e senza contributi pubblici in realtà c'è questa preziosissima rete che collabora con i comuni, e anche laddove ci sono nidi comunali, in realtà, a parte, ripeto, Venezia, non sono i comuni che assumono le educatrici, danno in gestione cooperative oppure a nostre scuole, eccetera. Ecco, cosa succede? Succede che adesso ci sono questi fondi che arrivano a livello nazionale per aumentare i posti, arrivare al 33%. C'è chi come noi parte dal 28, ci sono comuni che partono da 0, però comunque è una media il 28, c'è chi parte in altre parti d'Italia dal 10, dal 15, quindi è evidente che i fondi, lo capisco, per i muri è giusto che vadano laddove non ci sono le strutture, soprattutto lì, quindi la maggioranza. Ma la mia domanda è, e sono molto critica su questo, ed è bene che lo sappiano anche i cittadini, le famiglie, la gestione non è una questione diversa di un posto nido al nord, al sud, al centro, anzi qui il costo della vita è pure più alto. Per cui non capisco perché ci siano quelli che non hanno costruito i posti, che riceveranno a regime centinaia di milioni per la gestione ogni anno, consentendo alle famiglie di pagare rette irrisorie. Mentre chi ha già preparato i posti dovrà continuare a gestirli scaricando sulle famiglie la retta, salvo il bonus nido. Quindi il mio ragionamento è: ci sono queste risorse, distribuiamole meglio, perché la gestione è uguale per tutti. Non è una questione di costruire quello che non c'è. Torna un po', Simonetta, il concetto dei virtuosi. Sì, virtuosi penalizzati. Esatto. Cioè, se voi siete riusciti a costruire i nidi, e anche qui le faccio un esempio, la sussidiarietà, questo valore che abbiamo in Veneto, cioè le persone che si tirano sulle maniche senza aspettare che lo faccia qualcuno dall'alto. Un posto nido come costo di gestione, dice lo Stato, l'ha scritto, costa 9.200 euro l'anno. Voi provate a pensare di dividere 9.200 euro per 11 mesi di nido, cioè è una retta insostenibile per le famiglie. Bene. Sa cosa costa un bambino al nido nelle nostre scuole? Io ho fatto un po' una media qui in provincia di Treviso. Vai dai 5.400, 5.800, per farla grande, ai 6.000. Cioè c'è un grandissimo risparmio e ottimizzazione di risorse che consente di appunto avere delle rette anche senza il contributo dei comuni, perché la gran parte dei nidi non ha il contributo dei comuni, sono pochi quelli che danno qualcosina, senza comunque riesci a contenere le rette. Se poi conti anche che su quella retta, sui 400, 450, se lo tieni fino alle 18, magari arrivi ai 500, 18 del pomeriggio, 500 euro, puoi defalcare il bonus nido, quindi in realtà il peso per la famiglia è inferiore. Ora la mia domanda è: lo Stato sta dando 7.660 euro a bambino, 7.000, che è di più di quello che noi è il costo intero, più i 1.500 euro di bonus ci mette lo Stato, quindi 9.200 euro per un posto lungo la penisola laddove non ce ne sono. Qua arrivano pochissime di queste risorse, la metà di quello che dovrebbe essere, ma alla fine il problema non è una discriminazione tra famiglie, tra chi potrà avere, godere di un abbattimento delle rette e chi no. Cioè io questa domanda la pongo veramente alle istituzioni. Un sindaco, lo cito, di Valdobbiadene, l'altro giorno mi ha contattata, perché su questo collaboro molto con i comuni. Il sindaco di Valdobbiadene mi ha contattata e dice: io ho un nido comunale, ci spendo ogni anno un sacco di soldini perché essendo comunale cerco di agevolare le famiglie, non so se mi abbia detto sui 70.000 euro l'anno. Dice: al mio comune zero di questi fondi perché c'è già il nido. Non è giusto, certo che non è giusto. Quindi gli ho consigliato, e l'ha fatto, di scrivere ad ANCI Veneto, di scrivere anche per conoscenza all'assessore regionale Lanzarì, perché secondo me queste risorse che arrivano in Veneto, che ripeto sono molto più contenute di quelle che arriveranno in altre parti d'Italia, ma almeno quelle che arrivano in Veneto distribuiamole in modo equo. Potrebbe essere la regione. A chi spetta la distribuzione? Ma la distribuzione oggi spetta allo Stato, che da Roma manda a ogni comune quello che stabilisce la SOSE, quindi a ogni comune gli arriva un rivolo e
metà dei comuni di Treviso gli arriva qualcosa, qualcuno anche qualcosa di consistente, a qualcuno non gli arriva nulla. Come Valdobbiadene. Come Valdobbiadene, dove c'è il nido comunale. Allora io dico, questi fondi, se potessero essere gestiti, quelli del Veneto, non volete darcene il 10% che sarebbe quello che sulla popolazione scolastica aspetterebbe al Veneto? Bene, ne date il 5% al Veneto, ok, la metà. Questo è più o meno i conti che ho fatto rispetto ad altre regioni. Almeno quel 5% che arriva, che a regime, cioè nel 2027, saranno 50-55 milioni. Diamoli a chi conosce il territorio, cioè la regione, che faccia una ripartizione equa tra tutti, in modo che questi soldini siano un beneficio per tutte le famiglie e non solo per coloro che hanno la fortuna, pensi un po' lei, di stare in un comune che non ha costruito e non ha i nidi. Incredibile, è veramente un paradosso, e sono molto contenta che lei l'abbia portato qui, anche alla conoscenza dei nostri telespettatori, perché ci sia consapevolezza di questa situazione, no? Perché magari tante volte ci si lamenta di una retta piuttosto che di un servizio che non c'è. Questa io la chiamo autonomia differenziata vera, non quella delle chiacchiere, ma è quella concreta. Partiamo dal problema. Perché il Veneto ha questo problema? Perché si è tirato sulle maniche troppo. Bene, ebbene, ne siamo lieti. Facciamo risparmiare un sacco di soldi allo Stato in Veneto, sulla scuola dell'infanzia, sui nidi. Bene. Allora, per cortesia, almeno consentiteci di governare bene il territorio, quelle risorse che arrivano, in modo che sia distribuito in modo equo per tutti. Grazie Simonetta Rubinato, davvero. Io so che lei ha un po' i secondi contati. Prima di congedarla le faccio una domanda un po' a bruciapelo, così non si ricandiderà lei a Roncade? Non c'ho proprio, lei mi fa questa domanda, ma io sto già occupandomi di bambini e anche mi sto occupando a Roncade, quindi da questo punto di vista l'impegno per la mia comunità non manca, della Fondazione Città di Roncade, dove siamo sull'altra frontiera, i bisogni dell'assistenza, la non autosufficienza agli anziani. La grande sfida, oggi sono molto contenta di essere a livello di volontariato sul fronte dell'infanzia e di essere poi sull'impegno nella mia comunità, nella fondazione che costituì da sindaco, per dare risposta alle famiglie che hanno problemi sulla fascia invece delle persone anziane e con fragilità. Sono le due scelte strategiche che vanno fatte oggi per consentire alla fascia della popolazione attiva, ai giovani, di poter sostenere il peso di una società e di un welfare che deve fare i conti con un invecchiamento drammatico della popolazione e una diminuzione delle nascite importante. Quindi in questo momento mi sto occupando di questo e quindi, come lei capirà, non sono in grado di pensare anche a questo ruolo per Roncade. Credo che l'amministrazione uscente, che comunque avrà il mio supporto, debba fare una proposta alla popolazione perché poi possa continuare una buona amministrazione. Grazie Simonetta Rubinato, Presidente FIM Treviso, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo ovviamente per i suoi impegni che so che adesso deve raggiungere. Grazie davvero per essere stata con noi. Noi andiamo in pubblicità pochi secondi, poi il tema delle truffe con un avvocato dell'Adico di Treviso, vi aspetto. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, prima edizione. È arrivata una notizia dell'ultima ora che ci porta ad Oderzo, dove si è scoppiato un incendio all'interno di un'abitazione di proprietà di un 33enne di origini moldave, incendio che ha interessato la camera da letto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo straniero era a letto, si era risvegliato già lambito dalle fiamme, si è lanciato dalla finestra posta al primo piano dello stabile per salvarsi. Sul posto personale dei vigili del fuoco di Motta di Livenza per domare le fiamme, sanitari del 118. Per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita, ma insomma è una notizia di cui vi volevamo dare conto. Allora vi presento il nostro prossimo ospite, l'avevo già annunciato all'inizio, si tratta di Maria Grazia Cangemi, avvocato Adico di Treviso. Buongiorno avvocato. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie per essere con noi. Allora, in apertura ci siamo collegati con il comune di Montegrotto Terme, dove il sindaco ha sventato una truffa ai danni del papà che aveva ricevuto una telefonata: sua figlia è in ospedale, abbiamo bisogno di soldi. Quindi la classica telefonata. Ebbene, oggi i truffatori stanno utilizzando sistemi sempre più
sofisticati, ad esempio gli SMS piuttosto che i link che arrivano attraverso le mail. Quindi attenzione, abbiamo organizzato questo spazio anche per darvi qualche strumento in più per tutelarvi. Avvocato, che casi avete per le mani? Ci fa qualche esempio? Assolutamente sì, abbiamo delle truffe, diciamo quelle che vanno per la maggiore, che sono partite un po' dall'anno 2020, le truffe dell'SMS degli istituti di credito. Quindi all'interno della chat, della messaggistica della nostra banca riceviamo un SMS con il quale veniamo invitati a cliccare su un link per molteplici motivazioni, quindi piuttosto mettere in sicurezza il proprio conto, aggiornamenti vari. Ultimamente invece stiamo vedendo prendere piede la truffa dell'SMS, anzi una truffa WhatsApp, quindi un numero non presente nella nostra rubrica ci scrive un messaggio dicendoci: guarda, sono tuo figlio, ho smarrito il cellulare, piuttosto mi è caduto in acqua per quanto riguarda Venezia e questo è il mio nuovo numero. Da lì anziché fare una telefonata per sincerarsi che effettivamente stiamo parlando con nostro figlio, piuttosto che inizia una corrispondenza prima amichevole, diciamo, insomma, informazioni normali, dopodiché si passa alla richiesta di denaro per le più svariate motivazioni. Mi hanno rubato la bici, ho bisogno di soldi perché mi è scaduta la bolletta, quindi devo ottemperare al pagamento della bolletta, quindi insomma è anche facile cadere in questi tranelli nel momento in cui non si ha una cultura digitale. Appunto per questo i più colpite sono le persone anziane per quanto riguarda questa tipologia di truffa. Qual è la truffa che miete più vittime? Momentaneamente noi stiamo seguendo più di 400 casi per quanto riguarda la truffa dell'SMS, quindi come dicevo prima un SMS che si va a posizionare alla fine dei messaggi alla nostra banca, con la quale veniamo invitati a cliccare su un link. Ma qual è il mittente di questo messaggio? Cioè, quindi dove troviamo noi, a cosa possiamo appigliarci per non cadere in fallo? Perché insomma le banche in qualche modo comunicano attraverso diversi strumenti. Il problema è proprio questo, l'SMS truffa va a inserirsi nel canale ufficiale della mia banca, quindi se io ho la banca X mi troverò quel messaggio in coda ai precedenti messaggi, quindi se in precedenza avevo autorizzato un'operazione con il codice OTP io troverò quel messaggio successivo al codice di autorizzazione. Ovviamente in quel caso io mi fido dell'SMS che mi è giunto, a differenza della ricezione di un SMS da parte di un istituto di credito che non è il mio. Quindi spesso e volentieri mi arriva un SMS da una banca che non è la mia, capisco perfettamente che si tratta di una truffa, procedo a cancellare e vado avanti. Quindi basta cancellare? Basta cancellare, non cliccare assolutamente su quel link. Cosa si innesca quando si clicca? Il meccanismo è piuttosto semplice, i truffatori dall'altra parte riescono a vedere, quindi si apre una pagina a specchio, quindi riescono a vedere i codici che io digito all'interno del mio home banking, quindi i codici di accesso, username e password, quindi abbiamo il primo accesso all'home banking. Appunto per questo è bene sottolineare che effettivamente in questo specifico caso non viene aggredito l'accesso alla banca, quindi non è un deficit del sistema informatico bancario, piuttosto siamo noi attraverso il link a consentire l'accesso nel nostro home banking personale. Quindi poi i truffatori di fatto con i nostri dati fanno le loro operazioni. Assolutamente sì, fanno le loro... Ed è il motivo per cui, come dire, noi facciamo fatica ad essere
essere risarciti, perché è come se avessimo consegnato noi nelle loro mani i nostri codici, è corretto? Sì, diciamo che ci sono diverse pronunce dell'arbitro bancario e finanziario, che è l'organismo preposto poi a dirimere un attimo queste controversie, che fa proprio leva sulla sofisticatezza della truffa. Quindi nel momento in cui per motivi X loro riescono a carpire i codici di accesso, non è un grandissimo il problema è nel momento in cui il soggetto trasferisce l'OTP, quindi il codice che viene generato per autorizzare una determinata operazione. Quindi nel momento in cui io fornisco questo codice, permetto al truffatore di autorizzare determinate operazioni. Allora lì diamo vita a bonifici bancari istantanei, quindi non è possibile più richiamarli immediatamente, piuttosto che delle ricariche su delle carte prepagate. Come Adico, come lavorate per tutelare questi consumatori beffati? Allora, abbiamo gli sportelli sia fisicamente, quindi a Mestre, sia piuttosto forniamo assistenza a chi non è del posto, quindi possono raggiungerci telefonicamente. Nel momento in cui la persona si rivolge a noi raccogliamo la documentazione e dopodiché il primo passo è quello di inviare una lettera di reclamo alla banca e diciamo, è propedeutica all'instaurazione successivamente del deposito di un ricorso all'arbitro bancario e finanziario. Quindi il primo step è quello di fare reclamo alla banca, che ovviamente il più delle volte risponde negativamente. Con questa risposta noi potremo andare a depositare un ricorso davanti all'arbitro bancario e finanziario, il quale insomma si sta esprimendo nelle più svariate modalità. Quindi abbiamo qualche esempio? Abbiamo delle posizioni per le quali le persone sono state risarcite al 100%, perché è stata considerata una negligenza assoluta da parte della banca, quindi le persone sono riuscite a rientrare in possesso delle loro somme. Altri casi si sono conclusi con un riconoscimento al 50%, perché insomma si riconosce una corresponsabilità fra l'istituto di credito e il soggetto che ha posto in essere insomma il suo comportamento non proprio lineare. Altri invece l'arbitro bancario si è dovuto esprimere negativamente, perché la condotta adottata dal correntista era particolarmente pregiudizievole, quindi non ha potuto fare altrimenti. Ovviamente l'arbitro bancario finanziario è chiamiamola comunque una sorta di autorità garante, quindi qualora il soggetto non si ritenga soddisfatto potrà comunque adire all'autorità giudiziaria, quindi portare avanti una causa a tutti gli effetti. Che però potrebbe rischiare di essere una causa ovviamente una causa importante. lunga e ovviamente in base a quanto io ho perso lì bisognerà valutare. Ma possiamo dire legali. che ci sono vittime più fortunate e vittime più sfortunate? Assolutamente sì, perché è impossibile prevedere quale possa essere l'esito di un'eventuale pronuncia. L'ultimo caso al quale sta lavorando, anche per fare proprio degli esempi pratici, in modo che, insomma, io so che lei è di Treviso, zona Zero Branco se non sbaglio, sì. Però vi state occupando di casi... Sì, la nostra sede è a Mestre, ma appunto come dicevo prima raccogliamo le segnalazioni da parte di tutta Italia. I più colpiti sono gli anziani, diceva. I più colpiti sono gli anziani, però la cosa strana è impossibile determinare una fascia. Stiamo seguendo anziani, stiamo seguendo giovani, abbiamo seguito dei dirigenti di banca, quindi è surreale che un dirigente di banca possa essere truffato dalla banca per la quale lavora, ma è successo anche questo. Abbiamo casalinghe, quindi abbiamo insomma anche stati molto diversi e variegati, quindi è impossibile determinare una fascia d'età o se siano casalinghe piuttosto che... Quindi anche professionisti, non è solo una questione di cultura, non è solo una questione di competenza. Come può accadere una cosa del genere?
È una domanda alla quale è impossibile dare una risposta, perché come dicevo prima il dirigente di banca si è assolutamente fidato della genuinità dell'SMS ricevuto, perché appunto si è andato a mettere in coda i messaggi precedenti. Poi come dicevo prima, la truffa si sviluppa come: ricevo l'SMS, mi collego al link, inserisco le mie credenziali, dopodiché viene impressa sul monitor che verrò contattato direttamente dall'assistenza. Successivamente effettivamente io ricevo una chiamata dal numero della banca, quindi io sul cellulare mi trovo Banca Intesa piuttosto Poste Italiane. Quindi è possibile che accada questo? È un procedimento che si chiama phishing, quindi i truffatori riescono a far comparire sul mio cellulare in realtà un altro numero chiamante. Allora mi verrebbe da dire, probabilmente interpreto anche, come dire, il pensiero di diversi telespettatori, ma allora non possiamo più fidarci di nulla. Cosa dobbiamo fare quando arriva una comunicazione della banca? Dobbiamo sempre alzare il telefono e fare una verifica? Bisogna sempre verificare ciò che sta accadendo. Ricordiamoci sempre che la banca, se ha necessità urgente di contattarmi, di certo non mi manda un SMS, assolutamente. Se, come per esempio è accaduto a me, ha necessità di aggiornare la mia documentazione, la privacy, mi arriva una lettera a casa, o piuttosto trovo una comunicazione all'interno del mio home banking, quindi sono sicura che quello è riferito a me. Quindi, avvocato, possiamo dire che i truffatori si stanno molto più muovendo con SMS, con link, piuttosto che come avveniva una volta con le telefonate per vendere qualcosa, perché forse la consapevolezza delle persone rispetto a questo tipo di truffe è aumentata anche grazie alle grandi campagne che vengono fatte sui territori. Sì, il punto di svolta delle truffe informatiche si è avuto nel 2020 a seguito della pandemia, quando tutti eravamo costretti a stare in casa e quindi l'unico punto di contatto con l'esterno era internet. Il report della Polizia Postale per l'anno 2020 ci informa che le truffe a livello mondiale sono aumentate del 600%, quindi è un numero pauroso, e il 45% di queste truffe ha a che fare con i siti clone, quindi come la truffa bancaria: mi si apre una pagina internet riconducibile al mio istituto di credito, ma in realtà non lo è. Poi via via comunque si è sempre assestato con percentuali abbastanza alte. Nel 2023, quindi l'anno scorso, la polizia postale ha esaminato 10.606 casi, sono state indagate 917 persone e i proventi sono stati 40 milioni di euro. A queste persone cosa succede poi? Perché forse c'è un vuoto normativo anche per questo tipo di reati? Allora, diciamo che noi seguiamo la parte civile, quindi ci rivolgiamo all'arbitro perché riteniamo qualche responsabilità da parte dell'istituto di credito. Ovviamente prima di intraprendere la strada civile è necessario che la persona vittima di truffa faccia innanzitutto il disconoscimento delle operazioni, quindi deve andare in banca, compilare una serie di modulistiche che vengono predisposte dalla banca stessa e effettuare una denuncia querela disconoscendo appunto anche queste operazioni. A seguito di ciò partono le indagini e devo dire con soddisfazione arrivano anche la chiusura delle indagini e quindi l'individuazione dei soggetti che sono responsabili del reato. Comunque la Polizia Postale sta lavorando tanto. Sta lavorando tanto e appunto le segnalazioni sono sempre in aumento, quindi anche se le normative cercano di essere al passo, anche la sicurezza dei nostri conti viene comunque rivista. Basta pensare che comunque in poco tempo siamo passati al 3D Secure per effettuare le operazioni piuttosto che l'invio del codice OTP, ma
siamo sempre un passo indietro rispetto ai truffatori. Senta, avvocato, siamo davvero in chiusura, quindi le chiedo una risposta proprio telegrafica. Dobbiamo preoccuparci dell'intelligenza artificiale? Dobbiamo preoccuparci nel momento in cui non venga effettuata una normativa ad hoc volta a difenderci. È stata chiarissima, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato, per la chiarezza anche espositiva, per averci dato insomma qualche ingrediente in più per tutelare i nostri risparmi. Maria Grazia Cangemi, avvocato adico di Treviso, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia. Grazie mille a voi. Allora, io vi ricordo un appuntamento importante, la diretta di Antenna 3 del martedì grasso, quindi del giorno 13, si parte alle 14 con la nostra diretta, seguiremo tutta la sfilata dei carri allegorici lungo le strade del centro di Treviso per questo martedì grasso del Carnevale 2024. Quindi davvero non perdete l'appuntamento con la diretta di Antenna 3, si parte alle ore 14. Io vi ringrazio per essere stati con noi, siamo al film, oggi programmiamo il film Il diavolo alle 4 con Spencer Tracy e Frank Sinatra, quindi insomma davvero una pellicola interessante. Previsioni del tempo e l'informazione torna questa sera a partire dalle 18:30. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La prima perturbazione di febbraio porta un diffuso maltempo, weekend di carnevale dunque con la pioggia. Vediamo il dettaglio di sabato. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni sparse al mattino, a seguire via via più diffuse con intensità da debole a localmente moderata. Temperature in aumento, minime tra 7 e 9 gradi, massime tra 9 e 12 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo risulterà coperto con piogge piuttosto diffuse, in genere abbondanti e intense. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Molto nuvoloso con precipitazioni diffuse e anche forti, dunque poche novità. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.